spaccate in una notte a Treviso, forse la stessa banda in azione, nel mirino ancora i barri, entrambi rubati anche le offerte per Advar, danni e rabbia per i titolari. Troncato da un malore nella sua abitazione Sant'Ecovre, scontò 24 anni in carcere per il duplice omicidio di Cordignano, si professò sempre innocente per il terribile delitto. Spettacolare incidente nel pomeriggio a Castello di Godego, automobilista miracolato dopo lo schianto della sua auto finita prima contro un palo e poi ribaltata. Due pescatori di Motta di Livenza soccorsi dai vigili del fuoco a Marano Lagunare in Friuli erano rimasti in panne con la loro imbarcazione. Stasera alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est il messaggio del presidente Alberto Stefani che guarda le sfide del nuovo anno, tra queste il progetto dell'assistente di quartiere per gli anziani soli. 3 attività storiche hanno chiuso oggi dopo decenni, dall'officina Masetto di Arcada al salone di parrucchiera Silvana di Rovarè fino al panificio dei fratelli Martignon a San Trovaso di Preganziolo. Nel Duomo di Pieve di Soligo i funerali di Marisa Michieli, vedova del poeta Andrea Zanzotto, tanti riferimenti alle opere del marito per le quali fu musa ispiratrice. Tutto pronto in centro a Treviso per salutare l'anno nuovo, musica e spettacolo senza botti e in sicurezza. Intanto proprio le lacune della sicurezza fanno saltare a sorpresa la festa in piazza invece a Belluno. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il telegiornale di Treviso in queste ultime ore del 2025, davvero si avvicina a Capodanno e allora avete visto un'ampia pagina di cronache in apertura, ma c'è prima di tutto da capire come Treviso si sta preparando alla serata di questa sera, alla festa per salutare il 2025, per dare il benvenuto al 2026. Allora subito in collegamento con il nostro Lucio Zanato in Piazza dei Signori a Treviso, lo vedo con il vice sindaco Alessandro Manera. Allora Lucio, a te. Buonasera a te Nicola, buonasera ai telespettatori di Antena 3, puntuale il 31/12 noi ci vediamo in Piazza dei Signori con il vice sindaco per fare il punto della situazione, ma per lanciare la serata di divertimento e di festa a Treviso. Allora cominciamo con la sicurezza, perché a Belluno hanno bloccato tutto, qui invece il piano sicurezza è a posto. È tutto a posto, è stato concordato con la prefettura, un piano di sicurezza importante che prevede pattuglie ovunque, quindi mi raccomando non mettersi la guida se si è bevuto e comunque limitare l'uso degli alcolici, e un piano di sicurezza che tiene conto chiaramente del fatto che ci si deve divertire all'ultimo dell'anno e noi ci teniamo perché sono previste circa 4.000 persone per gli ingressi contingentati e quindi sarà sicuramente una bella serata. Ecco, come sempre ci sarà una serata di divertimento, di musica, poi ci sarà anche uno spettacolo, insomma c'è un programma abbastanza ricco e mi pare di capire che non è solamente qui in Piazza dei Signori. No, viene fatto qui in Piazza dei Signori, in Piazza San Vito quest'anno abbiamo deciso anche per diluire un po' le persone, anche perché avranno uno spettacolo un po' diverso nelle due piazze, quindi consiglio di visitarle tutte, ma facciamo tutto con estrema cautela che non scappa nessuno, l'ultimo dell'anno arriverà il primo dell'anno, quindi divertiamoci ma assolutamente in sicurezza. Ecco, una cosa importante da dire, voi avete rafforzato i controlli della polizia municipale e poi ci sono gli etilometri, per cui se una persona deve divertirsi e magari vuole anche bere un bicchiere di più deve avere almeno un amico che fa l'astemio oppure che per quella sera fa l'astemio. Beh, sicuramente qualche amico ce l'avrà o astemio o che fa l'astemio, ma guardate, questa sera come tutte le sere non si scherza, quindi poi non ci si può lamentare domani mattina se si viene ritirata la patente, quindi mi raccomando non c'è solo la polizia locale, che ringrazio sempre per il lavoro, ci sono i carabinieri e tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio, quindi divertiamoci, ma abbiamo la testa che è certo l'ultimo dell'anno, ma ci sarà anche un anno dopo. Ecco, senta, però vice sindaco, abbiamo notato che Treviso non ci tiene molto a finire questo 2025, dico, fai vedere il quadrante di Piazza dei Signori della Torre di 300 e porta in ritardo di 5 minuti, vogliamo partire in ritardo col 2026? No, abbiamo fatto come Fantozzi, che c'era il maestro di musica che partiva un'ora prima per fare un'altra festa, no? È un ritardo, probabilmente non lo so, mi informerò domani. Vabbè, però intanto per noi insomma il 2026 partirà almeno questa notte con 5 minuti di ritardo, no, stiamo scherzando. Ti ridò la linea, noi poi ci rivediamo, un secondo collegamento per capire come funzionerà il cenone di Capodanno. Benissimo, allora fra poco per il secondo collegamento, fantastica la citazione di Fantozzi, davvero. Dal sorriso però torniamo alla cronaca, perché è vero, si saluta con la festa
questo 2025, ma il 2025 è caratterizzato purtroppo, soprattutto negli ultimi tempi, dalle razzie dei ladri, soprattutto a Treviso le spaccate nei bar, e anche l'ultimo giorno dell'anno si chiude con un doppio episodio in una notte, forse la stessa banda in azione, sempre i bar nel mirino, addirittura rubate le offerte per Advar, quindi un gesto davvero indegno al di là della razzia, e c'è la rabbia ovviamente dei titolari. Questa notte, a luna di notte, abbiamo avuto i ladri, hanno spaccato la vetrata della porta, lato chiesa, sono entrati e hanno rubato il fondo cassa e il registratore di cassa. Abbiamo dovuto tenere chiuso l'attività perché senza registratore di cassa purtroppo non si può lavorare. È una notte terribile quella che precede Capodanno, 2 spaccate nel giro di pochi minuti e ad una manciata di chilometri di distanza l'una dall'altra. La prima al bar Romeo e la Panna a Santa Maria del Rovere e l'altra alla caffetteria Luzzatti. Modalità simili, forse la stessa mano, sfondamento della porta e prelievo dei fondocassa, oltre che delle offerte riservate ad Advar in entrambi gli esercizi commerciali. Sono arrivato in bar verso le 5:30 e ho trovato la porta principale fracassata, hanno rotto il vetro, sono entrati, hanno rubato il fondo cassa circa 150 euro, e quello che mi ha dato molto fastidio è che hanno rubato anche i fondi dell'Advar, un gesto non certo da gentiluomini. E se in viale Luzzatti lo sfondamento della porta è stato fatto con oggetti contundenti e con i calci su quella laterale, da Romeo e la Panna i ladri hanno usato un vaso di fiori e hanno fatto enormi danni materiali, mettendo a soqquadro tutto il locale, ma si sono anche tagliati. Questi ladruncoli si sono anche tagliati, pertanto sono stati fatti anche dei rilievi da parte della scientifica e speriamo, non dico che li trovino, però quantomeno che qualcuno intervenga e che queste persone vengano rinchiuse sul posto dove dovrebbero stare, quindi in galera. Dai fotogrammi e dai video sarebbero 2 persone già note alle forze dell'ordine, ma si attendono naturalmente le indagini della questura. I danni però, tra il mancato incasso della giornata e il registratore di cassa rubato insieme al resto, ammontano a quasi 2.000 euro. Ma il 1° gennaio il bar riaprirà, dato che è sempre aperto 365 giorni l'anno. Scelta differente invece per il bar in viale Luzzatti, dove il titolare ha addirittura rinunciato alla videosorveglianza. Tanti mi hanno chiesto: ma hai telecamere, hai allarmi? No, non li ho per scelta, perché mi sono reso conto che se anche un ladro o chi delinque viene arrestato poi non paga nulla. Sono sempre i cittadini che devono pagare anche per chi delinque. Dunque siamo in una situazione in cui i carnefici sono più tutelati delle vittime, e questa è una mia resa personale ed è drammatica, perché che un cittadino che fa il proprio dovere, che lavora, si senta impotente di fronte a chi non lo fa, è una cosa che veramente mi fa cadere le braccia. Una resa triste che fa esplodere la rabbia, anche perché c'era solo una macchina in servizio nella notte. Stamattina quando ho chiamato la questura prima mi hanno detto arriverà fra un quarto d'ora, poi mi hanno richiamato dicendo che l'unica macchina che c'era in servizio, perché ho capito che la questura questa notte aveva una macchina in servizio, era impegnata in un altro bar che aveva subito sorte comune alla mia. Abbiamo bisogno di più volanti che girano. Sicuramente bisogna fare un investimento nella sicurezza, ma questo insomma non lo so se il governo lo sta già facendo, però qui non ne vediamo ancora i risultati. E mi dispiace perché ritenevo Treviso una città sicura, ci vorrebbe un po' più di certezza della pena, e che se uno commette dei reati che vada a finire dove è giusto che vada, quindi in galera insomma. Finisce con la rabbia, come era iniziato anche, come è stato l'andamento un po' di tutto l'anno a Treviso per i titolari dei bar. Ancora la cronaca: è morto a 74 anni nella sua casa di Villorba Sante Covre. Da meno di 7 anni era tornato in libertà dopo averne scontati quasi 24 nel carcere di Treviso, condannato in via definitiva per il duplice omicidio dei fidanzati Corrado Pianca e Paola Longo, i cui cadaveri vennero trovati carbonizzati la mattina del 16 settembre 1995 sulle rive del torrente Friga a Cordignano, delitto per il quale peraltro Covre ha sempre proclamato la propria innocenza. Chi ha colpito a morte Corrado e Paola
sono stati altri, aveva raccontato proprio in questa intervista il 74enne nel 2019 dopo la scarcerazione. Uno non c'è più, diceva, perché è morto, un altro invece è tranquillamente in giro, chissà dove, visto che nessuno riesce a trovarlo, quindi stando almeno a quelle parole, alle parole di Sant'Ecovre, un giallo che rimane aperto, anche se per la giustizia è lui, ed era stato lui l'assassino di Corrado e Paola. Ancora la cronaca con un 32enne tunisino arrestato dai carabinieri a Vittorio Veneto durante un controllo, al quale è emerso poi il possesso di droga, ha colpito uno dei militari. Arresto nella serata a Vittorio Veneto, in viale Giacomo Matteotti. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della locale compagnia hanno fermato un 32enne di origine tunisina, un senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. L'uomo, intorno alle 17:30, ha cercato di sottrarsi a un controllo di routine e, secondo quanto ricostruito, ha tentato di colpire i militari a mani nude. I carabinieri sono riusciti poi a immobilizzarlo senza conseguenze per le persone coinvolte. Durante la successiva perquisizione è stato anche trovato in possesso di circa 17 grammi di hashish. Per questo motivo, oltre all'arresto per aggressione, è scattata anche la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza, l'uomo comparirà davanti al Tribunale di Treviso per l'udienza di convalida. I controlli sul territorio da parte dei carabinieri di Vittorio Veneto, già rafforzati durante le festività, proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla notte di Capodanno, in vista dei festeggiamenti in programma in città. Un incidente spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze. Esce di strada con l'auto, colpisce un palo della Telecom e si ribalta. Lo schianto nel pomeriggio alle 16:30 in Via Grande a Castello di Godego. La persona all'interno è riuscita a uscire miracolosamente in maniera autonoma dal mezzo, è stata presa in cura dal personale medico giunto sul posto con un'ambulanza e poi preventivamente anche con l'elisoccorso da Treviso. Fortunatamente le condizioni del conducente si sono rivelate buone. Oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo, anche i carabinieri di Castelfranco per i rilievi del caso. Vedete, le immagini avevano destato preoccupazione ai primi soccorritori, ma l'automobilista è uscito praticamente quasi illeso da questo terribile incidente. Come sono stati soccorsi fortunatamente anche i due pescatori originari di Motta di Livenza, che ieri sera si sono trovati con la loro imbarcazione bloccata a causa del guasto al motore. È successo nel canale Taglio, nel comune di Marano Lagunare. Siamo in Friuli Venezia Giulia. È stata la squadra del distaccamento di Cervignano del Friuli a intervenire per il soccorso dei due pescatori che erano al freddo e al buio in quella zona, come vedete in queste immagini. I vigili del fuoco con un battello pneumatico hanno raggiunto i due uomini che avevano messo in sicurezza il natante legandolo a una bricola e sono stati messi in salvo dai vigili del fuoco. Fra poco ci ricolleghiamo con il nostro Lucio Zanato per tornare a parlare del Capodanno in città. Nel frattempo però parliamo dell'appuntamento di questa sera delle 21 sulle emittenti Media Nord-Est con Alberto Stefani, il presidente della Regione Veneto, che propone il suo discorso di fine anno ai veneti con i progetti per il 2026 che sta per iniziare, e tra questi c'è anche un elemento del sociale importante nell'agenda, cioè un intervento per gli anziani soli. Sentiamo. L'igiene della casa, l'igiene personale, la cura della persona, la possibilità di poter preparare dei pasti, ma anche la possibilità di avere la spesa a domicilio, di avere degli stimoli cognitivi, di poter essere inseriti in una rete comunitaria. Sono queste le mansioni che potrebbero rivestire l'assistente di quartiere o l'assistente di condominio, nuovi ruoli sociali di cui il presidente del Veneto, Alberto Stefani, si propone di promuovere la messa in campo a sostegno
sostegno di anziani e fragili. Nel discorso di fine anno ai Veneti, in onda questa sera dalle 21 nelle emittenti Media Nord-Est, Stefani torna a parlare di una fascia di popolazione che gli sta particolarmente a cuore, sempre più numerosa e che va salvaguardata direttamente nel territorio, a domicilio. Occhi aperti e mani tese verso chi ha bisogno, e sentinelle potrebbero essere proprio l'assistente di quartiere o di condominio. Figure che si occupino in maniera specifica dell'assistenza a soggetti anziani, magari non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, e possano farlo garantendo loro dei servizi essenziali. Il sociale è colonna del programma del nuovo governo veneto, come ribadisce Stefani nel suo discorso di fine anno. Vi aspetto questa sera alle ore 21 su Media Nord-Est per augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un felice anno nuovo da vivere insieme. Lo ha detto Stefani, è l'appuntamento delle 21 da non mancare. Noi torniamo invece a Treviso, vedo Lucio Zanato, adesso parliamo un po' del cenone. Lucio. Esatto, parliamo del cenone, ne parliamo con Alfredo Sturlese in una dei locali tipici di Treviso, ovvero da Tonni da Spin. Insomma, voglio dire, posto per mangiare, a suo tempo, molti anni fa, ma tu eri giovane, posto anche dove la politica sceglieva i personaggi, visto che abbiamo appena sentito il Presidente della Regione, qui Carlo Bernini con i notabili della DC veniva a scegliere proprio chi poi magari gestiva la città, quindi il sindaco. Però noi qui siamo per parlare di cenone di Capodanno. Alfredo Sturlese, insomma, intanto tutto esaurito in pratica. Tutto esaurito, da oltre un mese. Da oltre un mese? Sì. Insomma, vuol dire che la gente... un paio di defezioni all'ultimo minuto, ma abbiamo rimpiazzato subito perché avevamo già la lista di attesa. Quindi avete anche la lista di attesa, sì, come gli aerei? No, basta, perché basta. Tutti gli altri hanno detto di no, non c'è più posto. No. Ecco, non c'è più posto. Però siamo qui per capire qual è il menù di Capodanno. Niente di eclatante, noi siamo abbastanza tradizionalisti, perciò trovi la soppa coada, trovi i tagliolini elastici, c'è il baccalà alla vicentina, c'è il cappone, insomma, cose normali. Niente di particolare, non facciamo il cenone, noi facciamo un menù alla carta, perciò qualcosa di afrodisiaco. C'è lo champagne dopo. C'è lo champagne. Le ostriche su richiesta? No, le ostriche non se ne trovano. Noi non le usiamo. Vabbè, ci ho provato, però bisogna dire che c'è invece l'uva, perché devi sapere porta buon augurio, diciamo, no? Di buon augurio l'uva a tavola l'ultimo dell'anno porta buon augurio. E anche un po' di lenticchie ci sono. E ci sono le lenticchie con il cotechino dopo, sì, senz'altro. Col musetto? Col musetto. E anche il creme? E anche il creme. Insomma, hai capito, Nicola, qui è tutto pronto, ma devo dirti che in città è già da tutto esaurito. Allora, visto che dietro le nostre spalle c'è sempre il vice sindaco, con lui invece confermiamo una cosa: è vero che avete fatto fatica a trovare un posto per mangiare stasera? No, stasera stasera è veramente impossibile, sono 3 giorni, avevo degli amici qua a Treviso, è stato veramente difficile, anche qua mi hanno rifiutato anche qua da Tony da Spin, ma questo io veramente sono contento, da una parte da cliente no, ma da vice sindaco, insomma, vedere che la città è piena anche di turisti, anche turisti mi conferma qui il nostro ristoratore, anche non da Treviso ma da città d'Italia, quindi che mangiano benissimo, è anche una grande soddisfazione, lo dico sinceramente. Quindi sono stato rifiutato 2 giorni fa da almeno 6 ristoranti del centro, però alla fine abbiamo trovato un piccolo tavolino da Cae de Oro, devo dire. Ecco, quindi diciamo è ben augurante anche per la prossima stagione. L'ultima battuta, proprio perché poi do la linea, il cliente che arriva da più lontano. Qualche straniero sì, negli Stati Uniti, no, qualche straniero dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti qua per venire qua a fare l'ultimo? No, viene qua a Treviso, viene qua a mangiare, ecco. Assolutamente qua. Posso approfittarne e ringraziare tutta la nostra clientela, perché gli vogliamo bene amati e loro ce ne vogliono a noi, perciò grazie a tutti veramente. Radicchio rosso ce n'è? Sempre. Ecco, a te la linea e poi ci vediamo invece per la musica. Grazie Lucio Zanato, però dopo ci vediamo per l'ultimo collegamento. Intanto si pensa al cenone, ma si pensa anche ai saldi che iniziano sabato. La fine dell'anno e l'inizio del nuovo si intrecciano a Treviso sotto il segno di un cauto ottimismo, ma anche di forti preoccupazioni per i consumi. Dalla tavola del veglione di San Silvestro alle vetrine dei negozi di moda pronte per i saldi invernali, le imprese del commercio e dei servizi affrontano un passaggio delicato tra voglia di festa e difficoltà economiche ancora evidenti. Nonostante tutto, per la notte di Capodanno, secondo FIPE e Confcommercio Treviso, la ristorazione provinciale si prepara a un buon afflusso di clienti spinti
dal desiderio di celebrare l'arrivo del 2026 fuori casa. Un sentimento positivo per questo veglione che presenta il quasi tutto esaurito ovunque, dai ristoranti, varie sono le formule, ai lounge bar, ai club, fino alle discoteche, con una formula di menù completo che può variare dai 55 euro in su a seconda, fino ai 150 euro se c'è o no l'intrattenimento musicale. Vanno molto bene anche i menù alla carta, con una scelta libera all'interno della serata per poi uscire verso le piazze o aspettando mezzanotte in contesti all'aperto. Archiviato il Capodanno, l'attenzione si sposta subito sui saldi invernali al via dal 3 gennaio. Secondo Federmoda Treviso, dopo una stagione natalizia piuttosto sottotono, le aspettative sono prudentemente positive. Una larga parte dei consumatori veneti prevede acquisti di abbigliamento, calzature e accessori, con una preferenza ancora significativa per il negozio fisico. La spesa media prevista è di 217 euro per l'abbigliamento, 183 per la calzatura e 172 per gli accessori. Per i negozi della moda i saldi rappresentano spesso l'ultima occasione per sostenere fatturati già messi a dura prova da promozioni anticipate, Black Friday prolungati e margini sempre più ridotti. Il rischio di una progressiva desertificazione commerciale dei centri storici con la chiusura dei negozi multimarca è concreto. Treviso si muove dunque su un equilibrio fragile. Il consiglio che noi ci sentiamo di dare come Federmoda è quello di acquistare nei propri centri storici. Cambiamo argomento e torniamo alla vicenda della parrocchia di Santi Angeli del Montello, perché dopo la denuncia di abbandono di alcuni cittadini, l'abbiamo mostrato in questi giorni, è arrivata la replica dei sindaci a cui appartiene la frazione. Per quanto mi riguarda, ma ho sentito anche i miei colleghi riguardo, nessuno di noi ha mai avuto nessuna dimostranza da parte di questi cittadini. Rammaricati per quanto raccontato da alcuni cittadini di Santi Angeli. Sono i 3 sindaci a cui appartiene la parrocchia su una delle cime del Montello, che si sono convocati e ci hanno convocato negli uffici di Nervesa per chiarire bene le cose dopo le dichiarazioni sullo stato di abbandono della frazione, a partire dalla scuola e dall'ufficio postale chiusi. È messa come nel piano triennale come la riapertura e la ristrutturazione della scuola, quindi la scuola verrà riaperta e le poste che sono all'interno della scuola, poi sarà decisione degli uffici postali di tornare su. Ma invece per la casa del medico che sta cadendo a pezzi? La casa del medico è proprietà dell'ULSS, è una struttura che effettivamente è in degrado. Se l'ULSS è disponibile si può anche fare dei ragionamenti con i comuni di Giavra. Senta Sindaco, ma com'è questa storia che voi quando avete asfaltato fino alla fine del comune di Nervesa e vi siete dimenticati insomma i Santi Angeli? Noi possiamo asfaltare all'interno dei nostri confini, altrimenti è un danno erariale, quindi è chiaro che non lo possiamo fare. Ma quello che ha colpito maggiormente i sindaci è la questione cimitero, con i cittadini di Volpago e Nervesa che una volta defunti sarebbero in carico a Giavera. No, assolutamente non è vero, perché qui c'è una convenzione fra i 3 comuni, è una convenzione che ha durata triennale, che prevede appunto che ogni comune contribuisce alle spese in base al numero di sepolture che ha ogni anno per i cittadini del suo territorio. Di fondo quello che non accettano i sindaci è che a Santi Angeli si sentano dimenticati e che non ci siano iniziative per il territorio. Anche quest'anno ci saranno gli internazionali di mountain bike proprio nell'area, quella dei 5 comuni. Il sindaco di Giavera ha portato a termine un bando e quindi nascerà anche una nuova area camper che andrà a servire tutta l'area montagliana. Dietro a questa storia infinita ci sarebbe la volontà della parrocchia di diventare di un solo comune, ovvero quello di Giavera, ma intanto la sensazione a questo punto è che ci sia una mancata comunicazione tra alcuni cittadini e amministrazioni. Per questo i 3 sindaci contano di incontrare al più presto a Santi Angeli chi si sente dimenticato. Da parte nostra la piena disponibilità a incontrarli anche tutti assieme in occasione anche di un incontro pubblico per capire quali sono le tematiche che toccano maggiormente. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi siamo di nuovo in diretta. Siamo di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso per raccontarvi 3 storie, perché proprio nell'ultimo giorno, questo che è l'ultimo giorno dell'anno, è anche stato l'ultimo giorno di attività per 3 attività storiche della Marca trevigiana, simbolo anche di attività che chiudono, storiche, perché manca di fatto un ricambio generazionale. Nel nostro viaggio partiamo da Arcade.
Per generazioni è stata molto più di un'officina, un punto di riferimento, un luogo di incontri, un pezzo di storia di Arcade. Con la fine dell'anno però la saracinesca dell'Officina Masetto si abbasserà per l'ultima volta. A chiuderla è Ivano Masetto, che dopo 60 anni trascorsi tra chiavi inglesi, catene e motori ha deciso di concedersi la pensione. Sì, ormai penso che sia arrivata il momento. La storia dell'Officina Masetto inizia nel secondo dopoguerra, quando Dante Masetto, padre di Ivano, apre la bottega. Da allora quella porta non si è praticamente mai richiusa. 88 anni di attività complessiva, di cui 60 vissuti in prima persona da Ivano, subentrato nel 1965. Che 60 anni sono stati? Li rifarei ancora. Ho sempre avuto grandi soddisfazioni dal mio lavoro. Entrare oggi nell'officina è come fare un salto indietro nel tempo. Biciclette appese in attesa di tornare a correre, copertoni sospesi al soffitto, un banco da lavoro segnato dall'uso e dal disordine creativo di chi ha passato una vita a riparare. Ogni oggetto racconta una storia. In questi anni non mi sono occupato solo di biciclette, racconta Ivano con la voce rotta dall'emozione. Motorini, vespe, gli ultimi anni mi sono messo anche a riparare dei cespugliatori da erba, perché ormai qua la gente è abituata a portare tutto. Questo negozio chiude con un po' di rammarico? Direi proprio sì, mi dispiace moltissimo. Perché? Ormai ho tutti i clienti che sono affezionati e mi dicono: dove vado adesso? Cosa faccio? Da chi vado? La bottega è meta di un continuo via vai. C'è chi passa per un ultimo saluto, chi per ringraziare, chi con un pizzico di preoccupazione. Adesso è internet, tutorial e i giovani imparano così. Adesso non c'è più un punto di riferimento come Ivano. Chiude un negozio storico con l'impianto. Non sappiamo più dove andare a fare aggiustare una bicicletta. Ma più che la bicicletta è il motorino. Ivano in questi decenni non ha riparato solo mezzi, ma ha costruito rapporti, fiducia e amicizie. Questo è il mio meccanico di fiducia. Da quando avevo 14 anni che avevo la bicicletta, il Ciao, sono sempre venuto qua. Con la chiusura dell'officina, Arcade perde un pezzo della sua memoria, ma resta il segno indelebile di una vita spesa con passione, competenza e umanità. Il segno dei tempi da Arcade a Rovarè, anche a Rovarè di San Biagio di Callalta, l'ultimo colpo di spazzola e l'ultimo fonata per Silvana, storica parrucchiera. Le mani sapienti sui capelli e poi la cortesia, il modo di porsi sempre sobrio ed elegante. La parrucchiera Silvana Cescon chiude l'attività dopo 52 anni vissuti a Rovarè, non solo un punto di riferimento per tutta la comunità, ma anche un'amica con cui confidarsi, una donna animata da una grande passione per il suo lavoro e che lascerà un vuoto enorme. Un'attività che ha iniziato non ancora 18enne. Il mio papà si è preso la responsabilità col Tribunale di Venezia per farmi aprire prima dell'età. Perché non avrebbe potuto? No, perché non avevo 18 anni. Aveva una passione grande però. Sì, quella sì. L'unica amarezza che le arriva dal lavoro giunge proprio nel finale. Da 3 anni infatti cercava qualcuno che la sostituisse, ma non ha trovato nessuno. Sono venuti a vedere, ma dopo forse hanno paura di rischiare. Non sono più i tempi miei, ecco. Cosa ci vuole per tenere aperta un'attività così tanti anni? Pazienza, passione. Clienti e parenti in visita nell'ultimo giorno, tra piante, lettere e qualche lacrimuccia. Cosa le hanno detto le clienti, signora? Qualche pianto, tanto dispiaciute. Una signora che ha saputo fare un'attività in tutti questi anni, portarla avanti bene con tutti i suoi clienti, è anche una signora con la quale si può anche fare qualche parola, una persona umana, non solo lavoro ma anche una persona umana, sì. Mancherà sì, perché è un punto di riferimento per noi del paese, il paese è piccolo, cioè senza troppa vita e di conseguenza chiude un pezzo di storia. Silvana è stata anche la parrucchiera delle nostre giornaliste di Antenna 3 e anche a noi mancherà la sua disponibilità e la sua gentilezza. Grazie a voi che siete venuti qua, che mi avete scelto. Mentre le amiche clienti già promettono di invitarla a bere il caffè, Silvana che farà adesso? Prima di tutto mi curo, mi riposo e basta.
L'appello comunque resta valido. Se qualcuno vuole rilevare l'attività o il negozio, si faccia avanti. Il dispiacere più grande è infatti vedere le serrande abbassate e il paese svuotarsi. Sarebbe il più bell'augurio di buon anno. Grazie, tanti auguri a tutti e un buon anno. Altra attività storica, ben 74 anni di attività per il panificio Martignon di San Trovaso di Preganziol, che ha chiuso anch'esso i battenti oggi. Stando ai dati della Camera di Commercio di Treviso, l'attività più longeva del comune di Preganziol. Il grazie a Giovanni e Paolo Martignon su un grande telo bianco affisso al cancello dell'edificio che accoglie il forno, avviato il 17 gennaio del 1952, eccolo il cartello d'Antonio Martignon, un altro pezzo di storia del territorio che termina dunque la sua strada. Panificio che ai suoi albori consegnava il pane nelle varie frazioni con i collaboratori che partivano in bicicletta o successivamente in ape piaggio per portare ai clienti il prodotto di giornata, davvero istantanee di un mondo che non c'è davvero più. A Piave di Soligo adesso con l'addio in mattinata al Duomo a Marisa Micheli, la vedova del poeta Andrea Zanzotto. Così siamo. È il titolo di una poesia di Andrea Zanzotto. Oggi, mentre ci stringiamo attorno alla moglie Marisa che ci lascia, queste due parole risuonano come una verità che in un certo senso avvolge ed abbraccia tutto e tutti. E non poteva iniziare altrimenti il saluto e il ricordo di Marisa Micheli nelle parole di Monsignor Luigino Zago nel giorno dei funerali in Duomo a Pieve di Soligo. Eclettica, esuberante, inconfondibile nei suoi colori. Bellezza maggiore, per dirla alla maniera del poeta. Fu donna intelligente, passionale e di carattere. Davanti ai familiari e ai tanti che hanno conosciuto e frequentato Marisa e Andrea Zanzotto, Monsignor Zago ha sottolineato l'intreccio spirituale di questa coppia così diversa nei caratteri e così unita nell'amore reciproco. Non solo moglie, non solo musa, non solo manager, come qualcuno l'ha chiamata. Era parte essenziale nella comunione di vita matrimoniale con Andrea e la famiglia che insieme avevano costituito. Tra i banchi, dietro ai figli Fabio e Giovanni e i nipoti, il sindaco di Pieve di Soligo Stefano Soldan, la vice sindaco di Sernaglia Eleonora Antoniazzi e tanti amici e conoscenti. Tutti, al termine della cerimonia religiosa, hanno seguito il saluto laico dello scrittore e docente universitario Francesco Carbognin. Un vero e proprio trauma la prima volta che feci colazione al bar con lui. Assistere a una sfuriata di Marisa intervenuta all'improvviso sotto gli occhi di un pubblico di avventori. Ricordo Zanzotto osservarla muto, impassibile, ma stupefatto e quasi ammaliato, per poi voltarsi furtivamente verso di me e sussurrarmi: e non è meraviglioso tutto questo? Ho capito che in realtà quelle commedie infuocate erano frammenti di un ininterrotto discorso amoroso. E il commiato da Marisa è giunto con le parole del suo Andrea, in uno sfondo che sono state le colline tra il Soligo e il Piave, che hanno tanto amato. Non nella piazza che ai saltimbanchi e dalle enormi voci risuona, ma tra i filari intristiti verrei con te, tra la neve. Tutte le cose ti racconterei che qui furono, che avresti amate. Adesso siamo di nuovo a Treviso, l'ultimo collegamento con il nostro Lucio Zanato. Siamo vicini ormai al palco della musica. Lucio. Sì, esatto, questa è la novità di quest'anno. Se a Piazza dei Signori ci sarà, diciamo così, discoteca, qui invece avremo musica davvero particolare. Però abbiamo deciso di tenerci il nostro vice sindaco, perché se abbiamo sentito Arcade che per fare il Padevin, avrei piacere di sentire. C'è qualche problema? Sì, eccolo qua, forse si è sganciato. Ripeto, riparto veloce. Ok, dicevo appunto, visto che abbiamo visto il discorso di Arcade, come siamo messi con
i panevini, visto che lei è anche assessore all'ambiente per quanto riguarda Treviso? Sì, utilizzeremo in maniera chiara la disposizione regionale che dice che i panevini sono uno per quartiere circa. Noi abbiamo già tutte le richieste, abbiamo 12 panevini autorizzati, verranno fatti solo se siamo in allarme verde, diciamo, dell'ordinanza. In caso di arancio o rosso non verranno fatti perché abbiamo sforato quelli che sono, diciamo, i livelli di PM10 nell'aria. Quindi in caso di allerta verde, che viene determinata dall'ARPA, vorrei sottolinearlo, un giorno e mezzo prima del Panevin, quindi circa il 3, lo sapremo, saranno autorizzati. Quindi mi raccomando niente botti, perché così diminuiamo il PM10 e quindi possiamo permetterci poi di Panevin. Però velocissimi, andiamo a presentare il palco di questa sera, che è di 60% band, perché è fatto da tutti i sessantenni, quasi tutti, la signorina no, 20 anni fa, e giusto per capirci, stasera qui si sentirà grande musica che verrà ballata e anche cantata. Sono con il capo, cioè capo Renzo. Allora Renzo, chiudiamo questo collegamento velocissimi con 10 ragazze, Lucio Battisti, giusto? Va bene, ok. Via, partiamo. Partiamo intanto. Pronti? Attenzione, 10 ragazze per sentire insieme bene e partire bene col nuovo anno. Vai. Ho visto un uomo che moriva per amore, ne ho visto un altro che più lacrime non ha. Allora si comincia a cantare a Treviso, noi invece andiamo nel bellunese. Dove qui la festa in piazza non c'è, perché è stata annullata la festa di Capodanno in Piazza Duomo a Belluno, organizzata dal Consorzio Belluno Centro Storico in collaborazione con Comune DMO. Decisione che è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella tarda mattinata di oggi, motivi di sicurezza insormontabili. Il Comitato di Ordine Pubblico della Prefettura che ha ritenuto lacunoso il piano di sicurezza predisposto per l'evento, che si sarebbe dovuto svolgere in contemporanea in 7 piazze fra Veneto e Friuli con gli staff di Radio Company. Schermo già installato sul palco si trasformerà in un cinema all'aperto che dunque riprodurrà i filmati forniti da DMO. Il pubblico sarà accompagnato da musica di sottofondo. Confermato il punto ristoro, ma vietati assembramenti in piazza. Pensate, erano attesi migliaia di persone e a loro l'assessore al turismo Luciani porge le sue scuse personali ed è amministratore della città. La sicurezza dei cittadini, però, afferma Luciani, viene prima di ogni cosa. E comunque, in ogni caso, anche a Belluno come a Treviso non ci saranno i botti. Scoppiano lo scoccare della mezzanotte, accompagnano brindisi e festeggiamenti. I fuochi d'artificio sono una tradizione di Capodanno, ma ogni anno accanto allo spettacolo si ripetono disagi, spaventi e incidenti, a volte anche gravi. Per questo il Comune di Belluno rinnova l'invito a non sparare botti e petardi nella notte di San Silvestro, un appello che nasce da uno specifico regolamento comunale. Quest'anno la campagna è stata implementata, la campagna Belluno no botti è partita con riferimento esclusivamente agli animali e quest'anno è stata estesa anche alle persone fragili, anziani, bambini, persone con disturbi dello spettro autistico, perché i botti, i petardi, gli spettacoli pirotecnici sono dannosi per tutti. Perché per qualcuno è festa, per altri un rumore improvviso, uno scoppio nel buio possono essere causa di paura. Accanto al regolamento è in vigore anche un'ordinanza che disciplina l'uso dei fuochi d'artificio. Noi abbiamo 2 strumenti attualmente attuati nel nostro territorio. Uno è il regolamento benessere animale, che vieta l'utilizzo di botti e petardi nei pressi di ricoveri di animali come colonie feline, canili e non solo, e un'ordinanza che vieta in assoluto l'utilizzo di botti su tutto il territorio comunale. Chi contravviene a questi divieti è passibile di sanzione che verrà accertata dagli organi di polizia competenti. Gli eventi ammessi dal 1 ottobre al 30 aprile sono 2, purché promossi e autorizzati dal Comune, circostanza non contemplata ad esempio per la prossima notte di Capodanno.
è sempre stata vista come una tradizione, non sempre le tradizioni però si conciliano con quelle che sono le necessità dei cittadini e degli animali. In questo caso l'utilizzo di botti, come detto, è dannoso per tutti. I botti non possono essere utilizzati nel nostro territorio. È vero che l'accertamento non è così semplice, ma i cittadini devono avere in primis coscienza e in secondo luogo devono anche rispettare delle norme attualmente in vigore sul territorio comunale. L'obiettivo perciò non è cancellare la festa, ma evitare che una notte di gioia si trasformi in un'emergenza. Il messaggio dell'amministrazione dei Pellegrin è chiaro: salutare il nuovo anno sì, ma con responsabilità, perché il Capodanno sia una festa davvero per tutti. Vi lascio allora adesso al meteo e vi auguro ovviamente un buon Capodanno. Arrivederci.